Oh, buono. Siamo in live. Siamo in live, siamo in live. Allora, andiamo a scriverlo un po' qua. Siamo in live, siamo in live, siamo in live. Con il nostro Liz dei record che domineremo il mondo. È ufficiale. Siamo in live. Publicatus. Vai. Perché si chiude. Speriamo di non avere problemi stavolta perché giuro che che spacco fuori tutto. Siamo con il nostro tablettone e godo. Ok. Vediamo quando arrivano i primi cumendiani. Noi vogliamo i cumendiani. Ok, ho torquato, grazie del torquatone. C'è già il primo intanto. E vediamo se abbiamo la possibilità di andare dal tablet. Speriamo perché mi stanno già girando le balle, mi stanno già girando. Allora. Quando ci sono già due cumendiani pazzi, ma mi sono messo con un altro profilo, cazzo. Perché sul tablet non lo vedo? Cioè, mi gira veramente le palle. Allora, Ome. Andiamo su Ome. Io dovrei vederlo. Vediamo un attimo. Tanto saluto tutti ragazzi, vi saluto. Ancora non so chi siete, però vi saluto. Adesso voglio capire, porca puttana. Allora. Per il momento non lo vedo né dal telefono né dal tablet, bene. Il godimento sta salendo, figlio. Cosa sto facendo sul tablet? Sto praticamente cercando da un altro, io ho un altro account, Fioi, e sto cercando chiaramente come fate, come tipo avere l'account, non so, ecco, The Am Style, e The Am Style vede che il veneziano sta pubblicando il video. Io porca puttana dico, se lo vede The Am Style, perché non lo vede il mio secondo profilo, tipo il Cumenda cazzone? E questo, tanto saluto tutti, siamo già in 10, cazzo, devo far presto. Cioè, non ha senso, mi sto girando i coglioni però adesso, è ufficiale. Ma perché non si deve vedere? No, ma è impressionante. E qua mi arriva sempre il link, grazie ragazzi. Però non ha senso, Fioi, cioè, non ha senso, è quello il discorso. Cioè, non ha senso che non si veda, cioè, è una roba che non sta né in cielo né in terra, porca miseria. Allora, vediamo, intanto ringrazio qua i miei comendoni pazzi che subito mi supportano. Vedi la live, da qua chiaramente la vedo, e fin qua che siamo. Però quando mi mandate il link, chiaramente lo vedo senza essere iscritto. Sta calmo, sta calmo. Sì che ecco, vedi adesso per esempio, ecco, sul telefonino c'è adesso. No, adesso penso che ci avrà un po' a parte il bestemmione in cecoslovacco. Ti prego, dammela sul tablet, dammela sul tablet. Ma è la stessa cosa, home. Ma non posso, Fio, non posso fare questa cosa purtroppo, perché il portatile ce l'ho da un'altra parte, lo sto usando perché sto scaricando delle cose. E poi sul telefono ho lo stesso account sul telefono rispetto al tablet. Non ha senso, Fioi. Cioè, adesso qua lo vedo, intanto vi saluto, Fioi. Eccoci qua. Chat dal vivo. Eccoci qua, allora salutiamo tutti, ciao Gigi, ciao Damn Style, ciao Crazy, ciao Poleman, ciao Sergio, ciao Crazy, ciao
Alex Martin, ciao Quattrocchi e ciao Alex Ferrer. Boh. Perfetto, quindi dal telefonino vi vedo e già questo è importante. Problemi poco logici per il come grande Gigi. Stima per Gigi. E qua adesso tolgo un attimo il telefono. Sono con che profilo sono? Ah, sono con questo. Allora, aspetta un attimo. Ragiona come. Ragioniamo. Se no andiamo dal telefono, per carità di Dio. Cioè, nel senso, solo che c'è più scomodo, Cristo. Vedi, qua mi dà tutto. Niente, proprio non c'è verso, non che sia né santi né madonne, come si dice qua a Venezia. Allora, vediamo il mio account. Aspetta, ora se risolvo, giuro che voglio Tori. Aspetta un attimo, ti prego, dammi una gioia, dammi una gioia. Mai una gioia. Niente, neanche stavolta la risolvo. Neanche così. Aspetta che intanto vi saluto, ragazzi. I classici bug comediani. Ciao Max. No, non posso. Tablet cinese, quasi quasi. Qualche partita collosa. No, ma c'è qualcosa che non quadra, Fioi. Adesso partiamo, ragazzi, siamo già in 18, adesso partiamo, Fioi, cioè, tranquilli. Adesso partiamo, solo che nella mia... Adesso sono con lo stesso identico account, cioè... Ciao Giovanni Mancini. Dai Beppe risolvi. Quanto vi voglio bene, siete degli idoli paurosi. Che idoli. Cioè, ecco, per esempio, l'ultimo video che mi dà è un video che non c'entra con quello che deve essere. Oddio santo. Allora. No, veramente, è troppo bello. Troppo, sono momenti epici come indiani, sono forse i più tipici. Sono forse i più tipici in assoluto. Quanto dura il live come vediamo? I commenti cioè, mi dava il video, cioè mi dava il video, cosa che adesso non lo vedo più purtroppo. Io adesso sono con il profilo con un altro ancora che avevo trovato, che c'ho che sul telefono, e però fioi, non me lo vuole dare. 24 ore no, fioi, se no veramente ci massacriamo. Ai, ai, ai. Che bello, mi dovete vedere, mi sono col telefono e col tablet, sembro tipo un nerd di categorie elevate. Di categorie molto elevate. Niente, provo ancora 2 minuti, fioi dopo, non lo so sinceramente che fare, è proprio un mistero della fede. Mistero della fede. Allora, il Cumenda porco. 22, ok. Allora, proviamo a accedi. Coca-Cola. Vediamo se troviamo il Cume qua. Ultima possibilità. Cume in versione pret. È la situazione agonistica che abbiamo fatto 2 partite, una vittoria e un pareggio, 2 punti per Venezia, 2 gol per Veneziano, di cui un primo gol dopo un minuto di gioco. Incredibiles. Ok, andiamo su Comenda Veneziano, siamo sempre in 20. Niente da fare. Niente da... È proprio è un mistero che va al di là di tutto, ragazzi. È un mistero che va veramente al di là di tutto. Cioè, è un qualcosa di bizzarro dire poco proprio. Perché io sulla home arriva, io sono con un altro, cioè come voi per trovare il mio live lo trovate in home chiaramente, no? Oddio, perché zero? Aspettate la linea. Non vedo più nessuno.
Non vedo più nessuno in live, bene. Vedo ok, no, 20, boh, ci siamo. Va buon Fioi, cioè, neanche stavolta è andata, non lo so, onestamente non so che dire. Prova a fare la prova a accedere con l'altro, ce l'ho con tutti i profili e vediamo. Ciao, Elevators from Italy by Kevin Salerno. Su Instagram mi chiamo Comenda_Veneziano. Ma ci siamo ragazzi, perché ogni tanto vedo 0. Ciao Matteo Bellinzona. Niente, ultima prova e poi si parte, Fioi. Perché vorrei giocare, mi sono rotto i maroni di star qua 10 ore. Fanculo anche il tablet. Come ci siamo? Ok, grazie Francesco, ti voglio bene Francesco. Purtroppo forse dovrò fare veramente un video dove annuncio il live perché sarà dura tornare ai fasti dei primi live dove veramente ne caricavo uno al giorno quasi. Ok, buono. Però, vedi, a me da 0 ogni tanto, mi dà che siamo 0. C'è qualche problema comunque, c'è poco da fare. C'è qualche problemino. Adesso me ne dà di nuovo 19, vabbè. Proviamo l'ultimo. Che qua sto impallando tutto. Il cume impalla. Niente da fare. Vaffanculo, stronzo, vaffanculo. Boh. Andiamo a giocare. Ciao di Italian Game. Buono. Andiamo ragazzi. Adesso cosa abbiamo trattato? Vabbè, giunto una finestra di mercato, a noi non interessa chiaramente. Sì, ok Antonio, non senti niente, senti adesso sono qua, la la la. Siamo qua. Beh che si va, adesso 4 punti in 2 giornate, siamo contro il Barney, in FA Cup, madonna. Già l'FA Cup comincia, tipo 102 partite in FA Cup. Le tipiche 102 partite come indiane. Vai. Non ho neanche visto se gioco. Ok, perfetto, veneziano è già inamovibile. Vai. Dai, fai che andiamo. Adesso per esempio ne vedo ancora 0, dici, boh, non ci capisco più una sega. Vai che siamo in FA Cup, la coppa più vecchia forse della storia, una delle più vecchie. Vai che andiamo. Voglio fare bene nei FA Cup, però è chiaro che non devo stancarmi troppo perché comunque il campionato è fondamentale, voglio arrivare in Serie A subito, nel Premier. Però cioè, l'FA Cup sarebbe bello arrivare almeno al quinto turno, non lo so, gli ottavi, vediamo. Subito parte bene il Barley. Sì, ho visto la Samp, guarda, veramente, sono scioccato. Veramente scioccato dalla Samp. Veneziano spondone. Occhio, Fioi, occhio. Attenzione, Boyd. Oh, Fioi, guarda che fallo. Ci svegliamo, ragazzi? Grazie. Boyd, ancora Boyd, il porco di Boyd, il Boyd in area, il Boyd fa tutto quel che vuole. Mamma mia, subito a rischio puro. Subito a rischio puro. Sì, veramente la Samp mi ha deluso troppo perché non puoi fare ste figure. Cioè, non puoi fare... Ah, eccolo qua il bug della rimessa. Non me lo devo ricordarmi del bug. Buono. Dai, Fioi, dai, Fioi. Voglio la grande vittoria contro il Barley dei record. Spondona veneziana che non c'è. Taylor. Attenzione a Taylor.
Buono, dai che sbagliano anche loro, dai che sbagliano anche loro. Comunque il Leeds veramente, io ve la consiglio, è una delle squadre più affascinanti del calcio inglese, cioè è veramente stupendo il Leeds. Bellissimo, veneziano sontuoso, il cume sontuoso. No! Veneziano, non ci credo, rimpallo sfavorevolissimo. Anni come... Oddio. Dai la spondona, ottima spondona. Lanciami bene però. Dai, mi ricordo che nella passata Diventa un mito ho fatto molti assist, vediamo quest'anno, che non sarei un uomo da assist, sinceramente. Il cume. Il cume buonissimo, dai, vai la spondona. Vai che andiamo. Dai, mettila in mezzo. Vai, vai, l'incornata! L'incornata! Recupera bene Gilks. Dai, Fede, ho usato il vostro supporto, voglio passare in coppa. Voglio passare in coppa, punto, e anche basta. Voglio fare una gran stagione con Leeds. Oh, c'ha Boyd. Era Boyd. Ragazzi, Boyd è veramente come Maradona. Ci sta veramente massacrando Boyd. Il Cube. Il Cube prova un assist impossibile. Guarda che assist del Cube. Che assist del Cube. Tira. Ma che ciofeca è? Ma dai, ma che tiro è? È un tiro da cioccolatai proprio. Ah, meno male. Vai come sfrutta i tuoi centimetri. Veneziano di testa! Gilk spara. Il porco di Gilk spara. Dai, fioi, dai. Adesso sai cosa faccio, ragazzi? Faccio proprio i giorni dei live. Comunque, faccio proprio i giorni così si sa quando c'è il live. Tipo, non so, martedì e venerdì per dire. Chiaramente salvo imprevisti. Così almeno la gente sa. Dai, farò un video al riguardo, fioi. Inks. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Quali centimetri devo sfruttare? Tutti, fioi. Grande rimessa. Veneziano fa una sponda egregia, sponda egregia. Però la perde palla Antenucci, veramente Antenucci. Ha fatto una brutta cosa qua. Inks. Buono. Partita un po' collosa in questo momento. Mancava un po' il termine colloso. Finisce il primo tempo, Barley 0, Leeds 0. No, questo si chiama Bamba, fioi. Questo si fa la Bamba. Eccola qua, la tipicazione. La tipica. La tipica. Mamma, cosa stavo facendo? Mamma mia, però il Kuma è così. Il Kuma è un pazzo. Ti può creare il gol dal nulla. Che bomber. Già mi esalta a sto punto. Comunque già giochiamo meglio dei tempi, madonna, mi ricordo col Borussia Dortmund, la prima... Mamma mia, che sofferenza che è stata con Marchetto Royce. Ma adesso facciamo una stagione molto più intelligente, non andiamo via subito, facciamo le cose fatte bene adesso. Qua purtroppo recuperano. Occhio, ok. No, la difesa comunque c'è, nel senso se non vorrei portare sfiga, però la difesa va benissimo. Certo siamo una squadra comunque non proprio da promozione, tutt'altro. Però c'è il Cume, fuori gioco di Veneziano. Fuori gioco di Veneziano. Sì, sì, PlayStation 4 te lo consiglio anch'io. L'Xbox mi ha deluso tantissimo a me. No, ma perché fa? Come fai a fischiare fallo? Vabbè. Vabbè, il PC è sempre il top, vabbè, il PC è sempre 10 spanne soprattutto. Però se vuoi una cosa pratica, la console, come console, vai di Play. Occhio. Fuori. Prego Italian Games. Ciao Marx993, bisogna avvertire la Eli però, manca la Eli all'appello. Senza l'Eli non era stessa live. Sì, penso che lo prenderò per Play 4 il prossimo PES perché hanno detto che le mod tornano disponibili anche su console, quindi penso di sì, onestamente. Con tutta onestà. Lanciami bene, bravi. No, si è fermato il Cume, perché? Perché? Siete una squadra di pipponi. Vabbè, ma con calma, ragazzi, con calma.
No, sono in fuorigioco. È ancora in fuorigioco. Sta calmo, Kuma. Relax, relax. Vabbè, però se tu puoi importare i loghi e le maglie, sei a posto. Nel senso, è quello che serve, loghi e maglie. Cioè, dopo degli stadi, sinceramente, non me ne frega niente. Basta quello, i loghi e maglie e tutto. E chiaramente aggiungere le squadre, ecco, quello sia importante. Però penso che quello non sia un problema, spero. Ciao Loris Bega. Molto bene. Fuori gioco millimetrico del Q. Attenzione, attenzione. Dai Kume, dai Kume, dai Kume. Bravissimo Kume! Il Kume! Sì! È la sentenza veneziana, io sto qui! 1-0! Il talentissimo c'è. Dai che la live parte bene. Dai che la live parte bene, ragazzi. Questa live sul tubo mi sta gasando. Al 77esimo, ragazzi, 1-0. Adesso devo fare il programma, ragazzi, devo fare il programma. Io penso martedì e giovedì, probabilmente. Anche se dopo ci sono le partite di Coppa e tutto. Vediamo. O se no anche lunedì. Magari lunedì e giovedì e venerdì. Comunque è una giornata che tanti vanno via. Vediamo, adesso vediamo come fare. Comunque gran gol. Il Come qua fa un brutto errore, non perderla. Non perderla. Dai cazzo che è importante vincere. Wallace, Wallace. Cosa fa Wallace? Fuori, fuori, fuori. Molto bene. Bravo, il portiere la rinvia bene. Comunque parità molto equilibrata. Bella partita alla fine, dai, combattuta. Però se la vinciamo è meglio. Ok. Buttala in mezzo. Vai come di testa. Niente da fare. Vai Veneziano. Veneziano cosa fa? Veneziano cosa fa? Ti amo. Ciao ciao, Fiori. Seconda doppietta stagionale. Io sto qui e tu non cazzo stai. 2-0. Mamma mia che cume. Come la Formula 1 tornerà ai livelli di una volta, non penso proprio, purtroppo. Non penso proprio. 2-0 comunque regolare, ciao. Mamma mia, il come quando segna fa doppietta, Fiori. E si va a vincere 2-0. Bye bye Barley, bye bye. È stato bello Barley. E Veneziano c'è. Ciao Killers, ciao Adriano Lucaselli. Beh, teoricamente sì, parità secca, quindi buono. Sì, ciao. Manchester United. No. Però c'è il derby delle rose. Mi ricordo che vede Damn Style, vedo bello gasato Damn Style comunque, mi sta gasando Damn. Allora, vediamo un po' le statistiche che me lo chiedete sempre di farle vedere un po' di più. Allora, meno giocatore, statistiche carriera, partite giocate 3, gol 4, assist 0. Info sulla squadra, competizione, classifica gol, qua abbiamo già 2 gol e ne abbiamo anche 2 in FA Cup. Guarda come gol, ragazzi. Scusate un secondo, devo togliermi le cuffie 10 secondi che devo chiudere una cosa. Tutto in diretta, Fiori. Eccoci qua. Ciao Luca Lanzone. Buono, andiamo avanti. Aspetta, salviamo perché facciamo salvataggio automatico, anzi. Attiva. Sì, ho capito, porco. Ho capito, porco. Vai. Buono.
Vai, contro il Bradford. Ah, finalmente in casa giochiamo dopo 102 anni. Boh. Divisa, vediamo se possiamo cambiare quella degli avversari. Che bella, vai. Vai. Ciao Jacopo Shashi. Shai, scusa se questa è la pronuncia corretta come indiana. Io metterei mi piace solo per questo. Oddio, vai Fioi. Veneziano è partito veramente a bomba quest'anno, ha promesso tante cose belle. In confronto alla stagione col Bari è una merda, veramente. No, lascia come, lascia. E me ne frega un cazzo degli assist, io voglio fare gol, io sono un bomber, in realtà io non faccio mai assist. I bomber non devono fare assist, devono solo segnare. Anche di culo devono segnare Veneziano subito. Dai, è Veneziano scatenato. Veneziano, ma cosa fa? Ho sbagliato. No, sono un pippone, devo fare la finta di nuovo, ma porca miseria. Ciao De Maz, ciao Mirko Serafini, ciao Andrea De Martino, ciao a tutti. Belli e brutti, ma noi non possiamo essere brutti, come indiani sono solo belli come il sole. Di notte però. No, che passaggio sbagliato! Ma il Cuba ne approfitto! Il Cuba entra in area! Signori! 1-0 subito all'Elan Road! E io sto qui! Primo gol all'Elan Road, signori, che partenza col botto per il Cuba! Che gol, come l'ho incrociata! Tutti pensavano al tiro nel secondo palo, invece paff, la mette sul primo! Oh, siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kumenda. La 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 la. Mamma mia, signori, che spettacolo! Che spettacolo! Troppo. C'è ancora gol! 2-0, la difesa non esiste! Non esiste, io sto qui! Non mi sembra vero, Fioi. Non mi sembra vero. Guarda che faccia! La 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 la, il Cume c'è. La 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 la. Fioi, ma cosa sta succedendo? Che succede? Il Cume vabbè, qua sono voluto esagerare. Che succede? Calma. La difesa non esiste, non so, non ci credo, che gol, neanch'io non ci credo. Mamma mia, non ci credo. Fioi, ma la difesa veramente non esiste! Mamma, ho scritto la tripletta, Dio santo. Dai, siamo un po' fortunati, ogni tanto capitano queste partite su PES, lo sappiamo anche in Master League, tipo Roma-Palermo 4-0, stiamo calmi. Stiamo calmi, Fei, stiamo calmi. Che partenza col botto per il Cume, signori, che partenza con il botto per il Cume. Ma fa paura questo Cume. Mai fatto una tripletta, mi sembra. No, eccolo là, mamma mia, subito che rischiamo. Mamma come siamo partiti, doppiette, vabbè, ma signori, ma questo non è calcio, questa è poesia allo stato bradipo però. Veneziano prova un cross, veneziano, ma se viene gol su un cross mio, ciao, viene sullo stadio. Mamma mia che doppio, ma sembriamo il Real Madrid. Sembriamo il Real. Veneziano prova la incornotta. Sembriamo il Madrid, Fioi. Ciao David Guzzini. No, Guzzinati, scusa. Sembriamo il Real de Madrid. Vai Cume, ci stiamo esaltando, vai Cume. Dai, Fioi. Intanto pensiamo al Leeds, ragazzi. Sembra tutto troppo bello per essere vero. Col Bari abbiamo cominciato quasi così, solo che segnava più Folsky di me. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Mamma mia, come siamo partiti, Matt. Come siamo partiti. Create il Cume su Football Manager. Il mio consiglio è quello del classico finalizzatore alla Tony. Io sono un giocatore così come anche qua, proprio così. Io sono il classico bomber boa, sono. Attenzione! Credo che si vede che ho giocato tanto di più a PES rispetto ai primi diventa un mito, però questo lo devo dire. Però non mi aspettavo un debutto così scoppiettante. Con il rischio di avere chiamate dal Manchester United il primo anno. No, dai, stiamo calmi, non stiamo a fare gli sboroni che poi la paghiamo. Che è successo, Davidino, di tutto. Abbiamo vinto in prima partita in FA Cup 1-0 gol del Cume, adesso siamo 2-0 doppietta del Cume, signori. Di tutto è successo. Signori, this is Cume, il resto non conta un cazzo. Quello che tutta la squadra gioca bene.
Nei passaggi sono scarsissimo, 72 comunque di abilità, quindi molto, cioè, poco. Però, fioi, il talento c'è. Ocio, Ocio, Jota è forte, Jota, no, che culo, 2-1, vedi? Non puoi mai stare tranquillo. 2-1 subito, classico gol schifoso, però. Sull'impallo ci sta. Dai, fioi. Ah sì, 2-0 ho vinto, è vero, sì, non mi ricordo più un cazzo. Con doppietta mia, sto facendo gol a raffica, gol a raffica. Ciao Riccardo, ciao Vittorio. Il cume come Ibra. Noi siamo un po' saliti, siamo arrivati anche a 38, siamo arrivati bene. Ha preso proprio un gol di merda, sì, hai ragione vecchio mio. Però cerchiamo di mantenere la calma adesso, cerchiamo di mantenere la calma olimpica cumendiana. Molto bene, molto bene. Very good, very good. Veneziano. Perfetto. E Veneziano prova il lancio alla Rui Costa. Che lancio, signori, ma non esiste, gli avversari non esistono. Gli avversari non esistono, boom! Però voglio anche il gol di testa, eh. Detto... Ma cosa ho stoppato in area? No, prima tripletta, no, no, no. Cosa ho stoppato in area, signori? Io sto qui, ma voi, ando cazzo state? Mamma mia, signori, cosa sto combinando? Non sembra vero, non sembra vero. Non sembra vero, non sembra vero. Prima tripletta in carriera. Date tante medaglie al Cume, 3-1, tripletta cumendiana. Signori, stanno valorizzando proprio il Cume. Fioike Litz. Adams. 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 Buono. Io sono esaltato a bestia. Veramente ho fatto uno stop in area, altro che da Tony, da fenomeno mondiale. E guarda qua come lancia. Non esistono gli avversari, non esistono. Non esistono. E vuole anche il gol di testa. Mamma mia, vuole il poker. Cioè, o la Serie B inglese è più facile della Serie B italiana, o veramente siamo fenomeni, non lo so. Questo è un brutto fallo. Cartellino giallo. Ciao Anto Scarp Official Tube. Adams si è dopato. Betigno. Tanto cerchiamo di vincere la partita, che è fondamentale vincerla, Che vuole la promozione diretta, volevo proprio andare tranquillo in Serie A e dopo poi chiaramente giocarmela. 70esimo. Dai che ci fa il poker, speriamo ragazzi. Tipico poker cumendiano. Iota, l'uomo che sussurrava a non so chi. Fuori. Ok. Sentite i cori per il cume, c'è solo un cume, solo un cume. Tanto attenzione, l'Elena Road si tinge di rosa, le ragazzette in toplex e fanno vedere le tettone e si gode, fioi, tutti insieme. Questo è lo tipico schema mio, cioè non c'è niente da fare, ma esce molto bene Jenson Button. Ciao Alessandro Palazzo. Very good. Spettacolo puro, spettacolo puro, spettacolo puro, troppo lunga, peccato. 41, stiamo tornando, ricordo che il record è di 116 4 mesi fa, sarà impossibile per adesso raggiungerlo, però sono fiero che dopo tanti mesi ancora ho lo zoccolo duro che mi segue, vi voglio bene ragazzi, ricordo il profilo Instagram Comenda_Veneziano, dove potete seguire Veneziano nelle vicissitudini reali, un cume pazzoide, ma voi lo siete di più, perché ho visto le vostre foto, siete dei porcelloni pieni di zoccole, bravi, fei. Questa è l'unica droga concessa, sono le donne, ma non fumo e nient'altro, né alcol né niente. Attenzione, Veneziano vuole il poker, il cume vuole il poker e invece fa l'altruista. Il coglione ho fatto. Ho voluto fare lo sborone,
voluto fare il gol della merda. Scusate, Fiori. Vabbè, dai, ci sta però. Ho voluto fare lo sborone. Ma puttana troia. Ciao, Slarkburm. E la facecam, vediamo con la GoPro adesso. Sto lavorando per capire che fare. Veneziano, boom! Bello, una ciofeca proprio. Ciofeca. Ciao, Joe's Tutorial Gameplay. Ah, non l'avevo sbagliata così tanto, ok. Dai che andiamo a vincerla, dai che andiamo a vincerla. Finisce 3-1, super commenda tripletta veneziana, signori, il Cume si candida per qualcosa di grande nella società. Ciao Marco e Fendi. Nel Game Network adesso no, sono a Marghera, però da piccolo insomma ero a Venezia, conto di tornarci comunque, quello sì. Lo so, infatti è quello che voglio fare. Champagne e mignotte, sì, siamo secondi, intanto solo il Cardiff è davanti a noi, il porco. Il Cardiff della merda proprio. Ok, no, già il big match, il Cardiff Leeds. Allora, adesso facciamo una bella cosa, intanto. Dalla panchina no, vabbè, cioè, cominciamo, vediamo se ha salvato per sicurezza. Ok, no, mi ha fatto 3 gol, ha fatto 7 gol no, vabbè, ecco, questo veramente, cominciano invidiosi della bellezza del Cume, del pacco del Cume. Eccola che si convince, sapevo io. Ciao, Popi. Ciao, M1K3. Fiori vuol dire ragazzi. Come vedo il Milan quest'anno, benino, però serve Romagnoli, Witzel e Veneziano. E sono in panchina, vabbè, assurdo, cioè. Sei in panchina veneziano. Sono già invidiosi, ragazzi, l'invidia è una brutta bestia. Proprio nel big match, poi, che sfiga. Guarda il Cardiff, squadra super antipatica. Il progetto delle GoPro sì lo voglio fare, che ragazzi ho anche tante spese, poi il Cume spende anche tanti soldini tra. Lasciamo perdere, mi immagino un po' di. Diciamo che il Cume è proprio in tipico stile cumendiano, perché il Cume è anche quello, gli piace insomma anche la bella vita. Vabbè. Diciamo che in questo periodo qua poi che ho un po' di casini a livello personale, che chiaramente sono cose un po' personali, ho bisogno anche di staccare un po', e voi siete tra gli amici, l'amorosa, voi perché siete comunque, attenzione, ma va a cagare, ma Dio santo, ma che è da segnato, dico anche voi comunque siete un supporto importante, tutto quanto, mi aiutano, e comprare anche aiuta un po' a non pensare a certi casini. Bravo Gaming, sai sei della Gazzera, ok, ho anche con una collega che sta là. Però stiamo perdendo, fai proprio il big match, il Cume non c'è. Vabbè. Non ho parole, veramente l'allenatore invidiosissimo, mi dà proprio fastidio però, eh. Attenzione, dai, crossala. Ma guarda che rompipento di balle. Ciao Cristian Milella. Ciao Matteo Cutugno. Sì, stasera incontro Tori. Ciao Luca Mili. Dai Fiori. Un primo tempo beffardo, veramente. Guarda, se perdiamo perché non mi ha messo in campo, giuro che gli bestemmio dietro in cecoslovacco, misto oriundo, misto talebano, veramente. Tra lingue poi che esistono soprattutto. Dai Fiori, dai. No, fuori. Porca miseria. Cosa ne pensi di Mr. B? Beh, poco perché lui alla fine è un broker, non è lui che mette i soldi. Speriamo, Fiori, speriamo. Speriamo, Fiori. Dai ragazzi, andiamo a vincerla, Beppe, andiamo a vincerla. Finisce un primo tempo schifoso al Cardiff City Stadium. Ciao Matteo Coutinho, ci ha salutato. Ciao Koa Uteci. Ciao Itaxa Graphics. Ragazzi, portate le morose, però vogliamo anche le ragazze. Basta bastoni. Entra Veneziano intanto. Basta bastoni, lo dico sempre, anche quando eravamo in 116. Vai Fiori. Adesso entra Veneziano e la musica deve cambiare. Non posso perdere con la prima, cazzo è importante vincerla, così dimostriamo che siamo noi favoriti. Il Cume subito stop d'antologia. Passaggio un po' meno.
Molto bene, bravi figli, dai. Sono un po' concentrato, se non mi rispondi ai commenti è perché sono straconcentrato. No, non era per lui, era per il 34, era per Antonucci. A che ora finisce le live? Nel senso, non lo so, dipende da quanto fiato ho a parlare. Come sponda egregia. Non perdiamola. Bravo. Il Cume, purtroppo qua si vedono anche i parametri un po' bassi nei dribbling sullo stretto, però non è la mia caratteristica neanche nella realtà, quindi è normale, insomma, aver problemi. Io non ho registrato niente oggi, ho registrato un po' di... visto che domani ci sta a casa, stanotte mi registro un po' di MotoGP, fioi. Che comunque ho già dei video registrati, quindi io so già certe cose che voi non sapete. Ecco come è impazzito, che sponda! Peccato, ecco questo è il calcio che amo io, fioi. Classici bomber anni 90. Altro che le fighette di adesso. Partita veramente difficile, comunque. Vedi, con le big però soffri. Con le big soffri ancora. Buono. Perfetto, alta tipicazione veneziana. Vai, ma dai in mezzo, il come? Sentenza, ancora lui, io sto che... 1-1. Entra e segna. Come se trovi nella testa del PD mi pulisco il sedere, io non dico niente. Vai Fioi, vai Fioi. Bravissimo Cube, dai. Non ci credo. Non ci credo, la stiamo ribaltando di nuovo. Che bomber che sono, Fioi. Sono un bomber, proprio di razza purissima. Di razza pura. Mamma mia, fuori di poco. Bravo, porco, bravo. Oh, ciao Just Matti. Che lavoro faccio? Impiegato amministrativo sono. Amministro tutto io, raga. Occhio. Comunque ragazzi il Cume ha progetti ben più seri, cioè nel senso, questo diciamo è il lavoro fisso, quello che mi dà la possibilità di avere lo stipendio fisso, ma il Cume presto aprirà delle filiali in tutto il mondo di zoccolette, però me lo apro. Scusate un attimo, sono un attimo concentrato, perché la voglio vincere, so che ce la posso fare. No, questo è proprio un passaggio da cioccolataio obeso. Attenzione che la sbaglia, il Cume è proprio una cosa impossibile, è fuori di poco. Ciao Manuel dell'Aquila. Stavo segnando di sinistro un gol memorable. Come quando ricomincia NBA, hanno detto che la prossima NBA ci sarà Spike Lee, mi sembra, a fare la storia. Se è così, Fioi, lo faccio sicuro, anche se è un gioco lento. Cioè per YouTube è proprio impossibile NBA. Bravo. Oh! Ma cosa sto... Ma dai, la classica porcata del Cardiff. Vabbè. Sappiamo che il Cardiff è così. Anche Aero Track Simulator piano piano mi sta tornando la voglia, ma quei giochi là come Fly. Adesso per esempio più voglia di Fly e l'ho riproposto. Comunque la prossima tappa di Fly mi ispira quel papete Sydney che mi ha scritto, scusate il gioco di parole, mi ispira molto. Troppo lunga. Comunque mi è piaciuta la reazione, comunque bravi Fioi. Il Cume lancia benissimo, ti prego. Va bene, dai, va bene. Mangiare mentre si vede il live della Cume, grazie ragazzi. 54 comunque, Buono. Di testa! Mamma mia, i miei gol. Ciao Matteo Cotuno, ti ho salutato tante volte però. 1-1, Veneziano ancora timbrato l'ennesimo cartellino di una stagione finora memorabile. Cosa sto combinando, Fioi? Mamma mia. Cosa sta combinando il Cuba? Eccolo qua. 5 partite, 8 gol, media voto 8, mai vista, mai cominciato così in vita mia, Fioi, ve lo assicuro. Il mio sogno nel cassetto qual è? Avere una mia
Non dico fabbrichetta perché forse è un po' troppo per avere una mia attività. Qualcosa di veramente importante, lasciare un segno, Fiori. Lasciare un segno in questa società. Contro il Derby County. Grandi i cori. Ciao Pippo Nicoletti, mi piace Pippo Nicoletti, mi piace il nome Pippo. Pippo Nicoletti, ciao Pippo. Mi piacerebbe fare un raduno, sì, però Fiori lo devo fare al nord per forza, cioè... però bisogna capire in quanti siamo, potremmo anche organizzarla per una roba Fiori così, nel senso senza fare troppe robe da dopo in caso. Non so, c'è già una pizza, tanto, insomma, non penso che saremo in tantissimi, ci mangiamo una pizza, robe così, ma ecco, non quei raduni professionali così, io non sono per ste robe, Fiori, noi siamo commendiare, Fiori, noi abbiamo uno stile diverso. 8. Ok. Bella questa maglia comunque. Questa è un po' lunga, questa è un po' lunga. Ciao Lorenzo, parte Sotti. Ci dai il tuo numero come? No, il numero... Fiori, non posso, non è cattiveria, però... il numero proprio non posso. Se volete vi do il numero del mio piede, che è un 42, per la mia altezza è anche poco, però... Altri numeri non posso proprio, Fiori. Io altre persone poi al lavoro mi ammazzano, si sentono tipo 50.000 messaggi. Bellissima sponda. Fantastic, fantastic, fantastic. Questo è gol, è gol. No! Fuori di poco, però il piede debole ci sta. Ah, Pippo, mi piace troppo Pippo. Guarda, sto scherzando Pippo, nel senso, lo sto dicendo in senso scherzoso, non ti offendere o cosa. So che sarà il tuo soprannome, non lo so, però Pippo, mi piace l'idea che c'è un Pippo sul mio canale. Il discorso è che però troppi bastoni non va bene. I bastoni, cioè io capisco tutto, siamo tra uomini, ci sta, però sembra un po' che per carità, cioè, i canali di videogiochi hanno poche fanciulle. Poi i giochi che faccio io sono più maschili di questi, non ce ne sono. Io vorrei ricominciare anche The Sims, però cioè, mi dispiace perché è veramente seguito da nessuno. Cioè, non è tanto il discorso delle visualizzazioni o cose, però cioè, fare un video dove è seguito da 3 persone un po' mi dispiace. Però vorrei continuare il Latin Lover come che se le tromba tutte. Quanto sei alto? 1,92. Com'è il gioco, ragazzi? Il gioco è il cume. Solo che il cume nel gioco sono leggermente più forte. Proprio leggermente. Oggi mi sono fatti i miei 20 km, 12 di... No, cosa ho fatto? Sì, 3 di corsa e il resto di bici, perché dopo i 10 di ieri di solo corsa avevo bisogno di riposarmi un pochino. Il cume, bellissimo, peccato. Questa tipica partita da 0-0 finora, eh? Tipica partita da 0-0. No, sì, ma il discorso non è le visualizzazioni, il discorso è che se seguito da poche persone o che pochi, cioè, ho poco, mi esalto poco perché ho pochi commenti, nel senso poca gente che mi dà consigli e se gioco come The Sims che è statico mi rompo i coglioni, quello è il vero problema. Cioè, non tanto le visual, roba ne frega un cazzo, cioè. Anche perché se pensavo alle visual a diventare uno youtuber, come va di moda a dire adesso, di certo avrei fatto ben altro, cioè nel senso... Le mie pubbliche relations su YouTube non sono il massimo. Chissà se un giorno il Cume riuscirà a portare veramente il fatto che lo youtuber se non può essere un lavoro. No! Mamma mia. Mi piacerebbe portare questa cosa. Ciao Matteo Cotugno, ti ho salutato. Tutti a fare Lezze. Sì, devo provare The Sims, sicuramente lo riprovo. Quanto mi sono trombato l'Alberghini, ragazzi. Quanto l'ho massacrata l'Alberghini, poveretta. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, cosa mi ha preso il porco. Cosa mi ha preso? Ciao Simone Cremisini o Cremisini. Perché il telefono leggo proprio poco, cioè perché è piccolo. Tira, tira! Fuori. Ciao Mattia Fregonese. Ciao Bizzo, ciao Bizzo. Che ne pensi di Pellè? Buon giocatore, bei capelli. Ciao Lele. Che gioco è Split, Fiori?
Io conosco cos'è, nel bowling c'è lo split, mi sembra, adesso dire cagate, però. Bent. Questa veramente si è partita collosa, eh. Siamo tornati con le partite collose. Il Bode che fine ha fatto? No, il Bode ha tanti impegni, è tanto incasinato. Ciao Bomber, ciao Giapro. Sì, 9 serie, ciao, quando escono i giochi io le comincio, poi penso, anche se è un gioco che, diciamo, non ho mai giocato, li ho giocati sempre a spezzoni, sia il 3 che il 4, che il New Vegas, vorrei portare Fallout, che stavolta veramente, cioè, vorrei giocarlo a fondo perché graficamente sembra una roba devastante, tutto superbo, vorrei fare Fallout, veramente, provare a fare un gioco così sul mio canale che non ho mai fatto. Però ho bisogno del supporto vostro, nel senso ho bisogno di tanti consigli, tante robe, perché sennò mi perdo, Fioi. Veneziano. Veneziano, di fisico. E Rocket League è bello, però costa 20 euro, Fioi. Cioè, nel senso 20 euro per un gioco così, cioè, tutto rispetto, però non mi sembrano pochi, però mi piacerebbe prenderlo. Però devo concentrarmi, Fioi, se no non vinciamo sta partita. Vai, Kume. Bellissimo, Kume. Dai, tira, tira! Ma vaffanculo, però. Un gioco di ciclismo è Pro Cycling appena escono le mod, perché senza mod non gioco, appena sul forum italiano del Pro Cycling escono tutte quante le mod con le magliette, parto con la diventa un mito del ciclismo. Sì, sì, Fio, è scontato questo. Ciao Cino Sec. Però non capisco perché poca gente fa live così giocando, cioè non ho mai capito, sta una delle cose più fighe secondo me. È vero che ci vuole tempo perché anch'io ho avuto dei mesi, Fio, dove veramente non ho avuto tempo di fare ugazzi, però. Dopo questa sera col calma mi metto a registrare MotoGP. Dai Fioi. Siamo al 65esimo. Partita abbastanza collosa adesso. Primo tempo positivo, secondo tempo un po' meno. Dai pressiamoli, dai pressiamoli. Anche Bolto. Ciao Tommaso Innocenti. Questo Milan può arrivare in Champions se compriamo Romagnoli, Witzel e un altro, sì. Se no, assolutamente no. Romagnoli è forte, Fioi. Dai ragazzi. Niente, non ci siamo. Brutto faro del Cume. Ciao Gabriel Stefan. Oh ma ragazzi, il bug di MotoGP, il bug che praticamente, questo bug, che se ve lo spiego anche in live, praticamente si vede come una barra, un bastone sopra il casco, tipo 2 secondi, del primo in classifica, non capisco il perché. Ciao Riccardo Belbruti. Ah, sono uscito anche, grazie, ma. Allora, certo che comunque, ecco, una cosa che non mi ricordavo che commentare in live è stupendo, però ti devasta, già la gola secca. Mamma mia, per poco era il gol. Che sfiga. Ciao Ale Power. Il Molise esiste? Penso di sì. Vai, bellissimo. Madonna, se me la metteva dentro. No, ma non è il nome. Cioè, secondo me è proprio un mini bug, secondo me. Non lo so, posso che vaneggio. No, non prendiamolo. Anche pareggiare è importante. Questa con una squadra che comunque è seconda. No! Come doveva fermarsi un po' il Bomber Kuma, era ovvio. Finisce qua Derby County 0, Leeds 0. Lo so, io devo prenderlo per PC, Rocket. E MotoGP in live, sì, però non leggo un commento, Fio, quello è il problema, cioè. Sì, ecco, sì, ecco, questa è una cosa, proprio un argomento bravo. Chi me l'ha scritto? Aspetta, chi me l'ha scritto, cazzo? Gianluca Geri, l'idolo Geri. Sì, il mercato è proprio indegno, è qualcosa che fa schifo. Sterling 70 milioni, e quello 40. Ma stiamo scherzando, no? Veramente, sono delusissimo del mercato, una roba orrenda proprio. Cioè,
Proprio il calcio è rovinato da questo punto di vista. Siamo contro l'Hudderston, vediamo se sta salvando perché ho queste paure qua. Ok, saliamo anche così. Boh, perfetto. Allora. Ti piace uno sport di combattimento? Allora, il wrestling se possiamo considerarlo così, e poi vabbè la box era bella una volta, adesso fa da cagare. Che squadra tifi come il Milan, Edoardo? No, infatti Romagnoli vale secondo me 11 milioni massimo, però per il mercato è una merda, quindi è così. Romagnoli, cioè per me era Kondogbia valeva 20 sicuro, Bacca uguale 20, o forse boh, mettiamo 15 perché è più vecchio. Bertolacci 8-9. Poi Sterling al massimo 35 milioni, proprio farla grande. È così, Fio. Io che per fortuna ho visto il bel calcio, quello degli anni 90, i primi 2000, questo è una merda, Fio. Se volevo vedere le partite, sì, bel derby, penso che andrò a vederlo sto anno a Milano. Attenzione veneziano, subito fallo che non mi fischia. Vado col Bode e su a forse a vedere il derby sto anno. No, ma 30 milioni romagnoli non stanno in cielo né in terra. Allora vuol dire che Nesta doveva costare tipo 90 miliardi di euro. Cioè Maldini senza prezzo. Tutti, cioè. Però il mercato adesso è questo, colpa degli sceicchi e tutto, quindi teniamocelo. Ciao Matte TV. Ciao Witzel, speriamo. Witzel serve, anche se... Mamma mia, Witzel allora, non è un fuoriclasse Witzel, però per la Serie A va bene. Romagnoli, benissimo. Mihailovic lo conosce, è perfetto, si può integrare bene con le reste di centrali. E dopo un Jolly serve. Per me è un altro centrocampista minimo. Cioè, chi cazzo prende? Non c'è neanche tanta gente in giro purtroppo. Cioè, l'è dura, l'è dura. Certo, comprare, ecco, Witzel, Gundogan, Romagnoli e magari anche un Maximovic, ecco, così sarebbe il top. Questo è il top. Così sì, allora così arrivi terzo, così ce la fai. Però chiedo troppo, anche se Glick è un mio pallino, Glick abbiamo perso Darmian, vabbè, lasciamo perdere. Aubameyang, il grande Pierre-Emerick, cioè, ma come cazzo fa il mercato il Milan non lo so. Sì, 7 all'anno di Montari vara veramente, cioè. E che ha fatto anche il triplete, cioè Montari ha fatto il triplete, cioè rendiamoci conto. Lo so, resta il Borussia Gundogan, sì. Sì, ma senza scomodare Maradona, che erano altri anni, 18 miliardi di un tempo, erano tanti soldi, però per andare più vicini basta pensare a Ronaldo, il vero Ronaldo, il fenomeno, e Shevchenko per capire, insomma, Sheva è stato pagato 40 miliardi, mi sembra, cioè Sheva, ecco, cioè, uno degli attaccanti più forti, cioè, sicuramente tra i primi 3-4 degli anni 2000, cioè, insieme a Van Nistelrooy, Raul e qualche altro, insomma, Inzaghi, insomma, quelli che comunque erano primi in Champions. Perché vedi che Ronaldo e Messi sono due campioni, io preferisco Ronaldo, lo sapete. Però è un calcio diverso, nel senso, io ve lo assicuro, magari perché è più piccino, ma a fine 90, anni 80, 90, i primi 2000 c'erano tanti più fuori classe di adesso, ma tanti di più. Attenzione veneziano però, attenzione veneziano che la passa benissimo, ti prego, segnala! Non puoi mangiarti sti gol però, Dio santo. Van Basten o Shea, vabbè, Van Basten è stato forse il più grande attaccante della storia del calcio, il più bello da vedere in assoluto. Cioè, insieme erano perfetti. Perché sei andato al Leeds? Perché è la squadra inglese che amo di più, in assoluto. Cioè, Maxes, secondo me, alla fine, per quanto fa tanti svarioni, però Maxes è molto meglio di tanti altri difensori che abbiamo. Quindi, guarda che Maxes, ragazzi, quando è stato preso dall'Auxerre, dalla Roma, era forte. Maxes si è rovinato con l'infortunio sicuro e poi col fatto che ha un carattere di merda. Ma Maxes non sarebbe una merda, Fioi. Cioè, assolutamente. Solo che ciò si è un po' rovinato. Adesso chiaramente ne è più giovane. Però ora che era una promessa l'Auxerre, Maxes, veramente di brutto. Ma guarda che gol che si è mangiato. Concentriamoci che sul calcio, però ha giocato, bravissimo, ancora veneziano, uomo assist. Tira. Ma non puoi passarmela là, non te l'ho neanche chiesta. Non puoi passarmela là che sono marcato, Dio Cristo. Zapata e Bonera devono ammazzarsi tutti e due. Comunque è una stagione molto più dinamica rispetto alle altre, sono contento, mi sto divertendo a sbrega, insieme a voi.
Maradona o Messi, vabbè, non si può neanche paragonare. Attenzione veneziano era un po', potevo stopparla, ha fatto lo sborone. Maradona tutta la vita. Ciao Cintio. Ciao Marco Effendi. Ciao Mattia, che se ne va. Ciao Stegar, se arriva Ibra vinciamo lo scudetto. Non è detto, Fioi. Comunque Ibra non è che, cioè, non serve a moltissimo, però è chiaro che non mi fa schifo. Che ne pensi di Dzeko? Prometteva tanto al Wolfsburg, ha fatto buone cose al City, ma di certo non è un attaccante fenomenale perché non segna tanto, c'è poco da fare. Un bomber deve fare minimo 20, 27 gol a stagione tra campionato e coppe, e lui non li ha quasi mai fatti. Quindi la Roma, per carità, per la Serie A adesso va bene quello che vuoi, però i bomber della Serie A sono stati Battistuta, Sheva, Inzaghi, Trezeguet, Crespo, Bobone e Vieri, Bobaldo, cioè Bobaldo, il misto tra Ronaldo e Vieri, Bobaldo, la coppia dell'Inter che aveva soprannominato il Cume. Cioè io su Instagram lo sto godendo, Vieri. È un mito, Vieri, anche se è stato dell'Inter non mi interessa, attenzione. Comunque ragazzi ricordo sempre Cumenda, _ veneziano, profilo Instagram, seguitemi dal vivo, tante belle cose. Veneziano! Cosa fa il Cume in aria? Peccato. Ciao Angelo. No, Damn Style, non andartene senza Damn Style. Che live è senza Damn Style? Ciao Lorenzo. No, Balotelli non lo prenderei neanche se mi regalassero 1 milione di euro, con tutta onestà. Balotelli, che uomo ingrato, cioè. È proprio ingrato con la vita Balotelli. 2 fortune, essere stato adottato, avere i piedi buoni. E secondo me farà la fine veramente di povero e solo, quell'uomo là. Cioè, veramente non ho parole per descrivere Balotelli. Aveva tutto, aveva il mondo in mano, come Adriano. Lasciamo perdere, dai. Lasciamo proprio perdere, mi fa già i coglioni ste robe. Buono, stiamo giocando molto meglio, ma non riusciamo a segnare. Troppo lunga. Peccato. Quanto durerà questa live? Non lo so, siamo in 61, sono le 22:41, sono un po' stanchino, nel senso perché comunque ho fatto tanto anche oggi. Tra lavoro e sports, però ancora un po' la facciamo durare, Fioi. Occhio. Occhio. Stiamo dominando, stiamo dominando. Adesso Fioi però ho bisogno di un po' di supporto per queste partite. Tutti i commenti sono bellissimi, però supportatemi, ho bisogno del vostro flusso per vincere. Senza il flusso non vinciamo. Comunque è finita la pacchia della prima giornata. Tammo, cari veneziano, prova un assist impossibile, infatti non va. Ciao Joseph. No, domani non faccio live, ragazzi, domani è sabato comendiano anche per me. Bravo. Ottimo Kume, good blow job. Blow job, Kume, blow job. Il Kume! No. Che gol che mi sono mangiato, Fioi. La pareggita inizia, mi leva. La pareggita inizia. Speriamo di no. Speriamo di no, Fioi. Occhio proprio sto meglio un pareggio che perderla, però. Mamma mia, bravo. No, mi sono mangiato tanti gol più che altro. No, sono ancora tranquillo perché bastava segnare qualche gol che purtroppo non sono entrati. Con il Borussia neanche tiravo. Dai, dai, dai! No, la cosa ha sbagliato White, non ci credo. Cosa ha sbagliato White, non ci voglio credere. Come se non fosse di Pippo Baudo? No, onestamente no. Vabbè, 0-0, dai. Vediamo la classifica. Nono posto, ma siamo tutti là. Cioè, non mi ricordo le regole, però. Vediamo le regole della Championship. Annuncio squadra nazionale. Ciao Luca Marciano. Don not parole. Allora, vediamo. Info squadra. Competition. Regulamentus. Punti, differenza gol, gol segnati. Promozione, le prime 2 squadre
In Sky Championship, ok, la terza promossa per la scelta da un girone di playoff. Ok, buon, quindi arrivare almeno secondi. Buon, perfetto, e si gode. E si gode, e si gode, e si gode. Come mai non avete difficoltà la durata in MotoGP? Perché preferisco per adesso voler fare così, ma arriverà tutto. Se vogliamo fare tante stagioni ci sarà tutto su MotoGP, non preoccupatevi. Come più forte Bacca, Luis Adriano si complementano bene a vicenda, però Bacca è di un altro pianeta. Bacca è il vero nostro campione, fino adesso. Come ti è venuta la voglia di fare lo youtuber? Se l'ho spiegato tante volte guardando i video di Crysis 1, del primo Crysis. Mi sono innamorato, da là sono partito con i PC, perché prima ero solo PlayStation, e da là ho cominciato, quindi grazie a Crysis sono qua. O per colpa di Crysis, dipende dai punti di vista. I tuoi che pensano di YouTube ci capiscono poco. Damn Style, guarda che ti seguo, Damn Style. Comunque grazie per il video che mi stai facendo, per il tributo con il Palermo, sei un grande, Damn Style. Attenzione, veneziani. E ringrazio anche chi mi ha fatto il tributo per MotoGP, che non so se è nella live, cazzo, vieni vecchio mio. Adesso bisogna vincere però, eh. Grazie Cinosec, Melissa Satta, lo Federica Nargi, tutte e due, fai un bel sandwich. Vai Kume, bellissimo che assist. Dormono i miei. Allora, il problema l'ho già capito, Fioi. La squadra c'è, tutto c'è, però si vede che non siamo da promozione, nel senso la squadra non è progettata per la promozione, basta un po' di esperienza. Qualcuno ha provato a fare un assist veramente impossibile per la mia velocità che ho in questo momento. Sono ancora lento, cazzo. Come no, 30 milioni non li vale Romagnoli. Io ho bisogno del vostro influsso, del vostro flusso benefico perché non voglio cominciare a pareggiare adesso, eh. Se no non arriviamo secondi. Ottimo, dai. No. Calma. Che ho molto meno spazio, se hanno capito il mio gioco. Già, che sbormi, alla settima partita. Porca trota. Il Cume cosa recupera il Cume? Il Cume è un po' curioso. Oddio. Dai ragazzi, tutti insieme. Ti piace il tennis? Sì. Cazzo, volevo fare Virtua Tennis, ma non posso farlo perché non va su Windows 8.1. Che vergogna. Offensivo. Buonissimo, dai. Dai che c'è un varco, dai che c'è un varco. Dai che c'è un varco. Cosa? Cosa ha lisciato qua il Kuma? Si è già esaltato, Fioi, basta. Questo è già a mignotte. Tira, tira! Ma tutti a mignotte siamo andati, Fioi. Ah, Dio mio. Dai, ragazzi. Occhio. Il Kuma sviene in area. Aggiorna Windows 10, non lo so perché mi hanno detto che dopo devi pagare 200 euro, l'aggiornamento gratuito dura poco, non so, ma poi devo disinstallare, cioè non posso disinstallare tutto sul PC, oppure un aggiornamento pulito che non va a toglierti le... insomma, devi formattare, non mi ha capito mi sta roba, Fio, non ho ben seguito in realtà. Dai come? Piano, bellissimo, e questo devi segnarmelo però. Niente, non riusciamo più a segnare, stiamo giocando benissimo, io sono strasoddisfatto. È un video con Sutil, speriamo, ma purtroppo quando si collega lui non mi collego io, nel senso io registro a orari veramente impossibili. La prossima live sarà lunedì, penso, ragazzi. Comunque farò il video dove spiegherò tutto. E dopo la partita sì, altro che strip club, che stiamo mangiando l'impossibile, vedi? È la prima volta che abbiamo una squadra che fa tante azioni così, però comunque dopo un inizio scoppiettante se ne stiamo mangiando adesso. Mi fa un po' paura sta cosa, eh. Stiamo giocando benissimo come all'inizio, però non riusciamo più a segnare. Prima entrava tutto, veramente. Prima facevamo schifo, perché entrava veramente di tutto. Mignotte per il culo. Ciao Aniello. Buono.
Dato che abbiamo una difesa comunque per adesso molto solida, questo mi fa molto piacere. Ecco, appena detto, se prendo gol giuro che mi incazzo, Ocio. Ah, ah. Che rischio. Che ne pensi di Gabbo di Square? Mi piace, mi piacciono youtubers che mi piace. Ha un bel stile, ha un bel stile. Dai, come faccio un gol? Speriamo di essere entrati già nel vortice dei non gol, fioi. Occhio. Pennant, pennant, pennant. Fuori. Ma anche il computer se ne mangia tante, è proprio un momento così. Ciao Gcat. Ciao Gcat, non sei povero Gcat. Vai Kuma. No, no, ormai capisco. Oh, adesso capiscono magicamente tutto quello che faccio. Stai calmo, Kuma, relax. Marchiamoli, prendiamo palla 55esimo. Cosa ha fatto Ovn sul tubo? Non lo so, fioi. Mamma mia che gol che ho preso. Mamma mia che gol che ho preso. Questa è una magia pura, riguardiamo, ho preso un gol magico. Che bello. Vabbè, ci può stare dopo inizio con gli scoppiettante, era chiaro che ci sta. Guarda che roba. Tac. C'è una roba fuori dal comune. Vabbè, ragazzi, adesso commenti sulla partita. Fatalità, da quando abbiamo cominciato a rilassarci un attimo, sta succedendo di tutto. Per favore, torniamo concentrati anche sul calcio giocato, perché non voglio mandare a puttane sta serie. Guarda che gol che ho preso. Dopo un inizio pazzesco, primi momenti brutti. Ma calma, calma. Hai pensato di unirti alla community? No, ma anche perché onestamente col mio canale chi vuoi che si unisca a me? Se sono un canale comunque piccolo negli iscritti, nelle visual, quindi lo sappiamo come funziona. Se sei un canale grande ti vogliono, se sei un canale di merda non ti vogliono, ma comunque non mi interessa, io non avrei il tempo di seguire una community. Sì, potrei starci là così per farmi due risate, ma non è questo quello che voglio fare nel futuro, ecco. Certo, cioè, video con voi sì, però diventare lo youtubers come va di moda adesso no. Non capisco questo piccolo crollo. Non capisco perché fare un primo tempo perfetto e poi andare in secondo tempo non ho fatto più un cazzo. Mamma mia. Allora ragazzi facciamo il come è troppo distratto. Esce veneziano. Ma dai, il mio mister mi leva sempre, però, eh. Ci siamo gasati troppo, sì. Dai, dai, pareggiamola. Dai, pareggiamola. Sì, cazzo, sì! Sì, Antenucci, sì, 1-1. Dai, cavolo, dai, Antenucci, che sono uscito non importa. Bravo, Antenucci. Bravo, Ante, bravo. Dai, che non è come il solito. Dai, che i gol li facciamo anche noi. Dai. E adesso andiamo a vincerla. Attenzione a Bingo Bong. Occhio. Bravo. Ancora loro, però, ancora loro. Dai. Dai. Dai, Fioi. Dai, Fioi. No, dove? Tanto è finita, è finita. Vabbè, però... No! Ok. Dai che un punticino lo prendiamo. Importante sto punto, importante, cazzo. Va bene. Va bene, va bene. A questo punto ci sta. Ok, non lo pagherai mai. Vabbè, Jesus. Vabbè, ora vedrò cosa fare, insomma. Siamo a meno 5 dalla prima campionato. Lo so, è lunghissimo e stracombattuto. Quindi, bene, bene. Sto punto mi fa piacere. Me lo godo. Cosa abbiamo? Se ci facciamo FA Cup, una di campionato e poi possiamo anche
No, anzi, facciamo una bella cosa. Chiudiamo con l'FA Cup, col Manchester United. Perfetto, big match. Derby delle Rose. Vai, Fei. Che sono dopo le 11, così poi mi riposo un pochino, ragazzi, mangio anche qualcosa. Allora fa il cavo. Vai, ragazzi. United Leeds. Qua, se segno qua, mi faccio notare dalle big, Vai. Grazie, Matteo Toppi. Grazie, Matteo Toppi. Big match in FA Cup, dentro o fuori. Derby delle Rose. Dai, Fiori. Radamel. Attenzione, Robin Hood Van Persie, ragazzi, ci sono in altre categorie, però Robin Hood. Qua abbiamo Bruce Wayne, Rooney e Robin Hood Van Persie, Fiori. Dov'è il Cume? Perché il Cume è là. Il Cume stava guardando una zoccoletta sugli spalti, un'inglesina con un vibratore in mano. Dai, cazzo, voglio segnare lo United, voglio segnare lo Trafford. Attenzione, Rafael, per Robin Hood. Che squadra tifi in Serie B? No, ma italiana? Quella che mi fa girare il cazzo? Beh, diciamo che chiaramente le rivalità con l'Inter, con la Juve, la Fiorentina, Livorno, quelle sono le squadre un po' rivali del Cume. Però, insomma, in sé nessuno mi sta sui coglioni. Chi vincerà la Serie B? Non lo so, la Serie B è un campionato strano. E stiamo tenendo bene il campo per adesso. Comunque qua c'è il Vate Van Gaal, ragazzi, ma Van Gaal, l'uomo con la faccia più da porco della storia. Veneziano. Veneziano fa un tiro impossibile. Paradegea. Zona. Il raduno comunque prima o poi ci sarà un piccolo raduno, lo voglio fare, voglio conoscere tutti, anche se nell'unico mini raduno fatto non da me, ho conosciuto 2 o 3 persone che hanno voluto la foto, mi sono sentito troppo, ero puramente emozionato io, perché è fatto troppo strano, cioè, veramente. Vai Cume, esplodi la bomba, il sinistro puro, il sinistro non è il mio piede, si vede, che si è fatto un Eurogol la prima giornata. Milan c'è Bayern, Milan pronostico 2-2, dai, 2-2. Ci spero sia o su Sky o su Mediaset normale. Gran gol. Gran gol di Robin Hood. Voglio la pitturata come... vedi però, cioè, mi piace che usate le terminologie comendiane. Ecco, tipicazione del cume. Fallo! Disgraziato, va là il porco. No, fuori gioco! No, bella, basta, me ne vado. Me ne vado, ufficiale. Me ne vado. Come sei un grande, grazie Alberto Sartori. Per il Manchester di un'altra categoria, Radamel, Falcao. Robin Hood, mamma mia. Maria, io esco. Oddio. Occhio. Dai che è roba nostra. Passa da qualcuno. Ma cosa fa sto porco? Ma va, è proprio un deficiente il mio compagno, Cioè il Manchester è veramente forte. Falcao, Radamel per Bruce Wayne. Bruce Wayne, meno male. Smalling recupera bene Blaine, un giocatore che mi piace tantissimo. Dai ragazzi, dai. Oh, no, sti passaggi. Pressiamoli, cazzo, pressiamoli. Finisce il primo tempo.
Io sto a chi? Licenze poetiche dell'arbitro. No, no, la difficoltà non si abbassa, fioi. Tutti si devono abbassare a me, inchinatevi al cume. Ricordo sempre, ragazzi, Instagram, Comenda, _veneziano. Lo ricordo sempre perché ci tengo, visto che tanti mi dicono webcam. No, webcam, là potete seguirmi anche nella vita reale, vedere com'è il cume. Così, fuori di poco. E ho già un video pronto di Agario, però mi sto sui coglioni perché voglio vincere e non riesco a vincere. Poi c'è quella cazzo di barra spaziatrice che non la sopporto, fioi. Quando si smolecola non capisco un cazzo, veramente. Però è un giochino carino, sì. Dai, fioi, dai. Sto derby delle rose lo stiamo perdendo. Ciao, fioi. Sì, sono un po' in fuorigioco io. Torniamo, grazie. Era chiaro che il Cume non poteva tenere la media di 8.1 dopo 7 partite e tutti quei gol. Questo era scontato. Però, dai, io so, adesso me lo sento che segno. Guarda che segno. No, così Antenucci di merda. Mi ricordo la grande stagione su Football Manager con Leeds, che abbiamo vinto tutto Falcao, Radamel, gol. Troppo forte lo United, troppo forte, non c'è poco da fare. Radamel, Falcao punisce. La live su PES, sì, ce la possiamo sparare la live. Ce la spariamo. Vabbè, fai 2-0, non arrabbiamoci. Come mi chiamo su Steam? Comenda veneziana mi chiama. Troppo lunga, troppo lunga. No, va bene invece. Non è che voglio il gol all'Old Trafford. Niente, me la stanno passando di me. Diciamo che nei passaggi Antenucci non è proprio non è proprio un pro. Very good. No, ma dov'è il fallo? Ma dai. Come ti chiami su Instagram? No, questa è una battuta. Comunque Comenda _veneziano. L'underscore è il trattino quello basso. Mi ha tolto ancora. Mi leva sempre l'allenatore. Vabbè, è andata male. Possiamo già cominciare con i saluti. Nel senso, così mi porto un po' prima. È stata una bella live anche questa. Se la prossima sarà penso lunedì. Però voglio fare un video adesso dove spiegherò bene come saranno le live strutturate. Per un po' stiamo solo su PES, perché secondo me è uno dei giochi che si presta meglio. Posso commentare, è molto dinamico il gioco. E così, insomma. Adesso stasera mi registrerò un po' MotoGP. E speriamo di fare buoni risultati, che se sarà dura vincere il secondo mondiale. Ciao Daniele D'Antuono. Ciao Matteo Migone. Ciao Alessio. Ciao Lisus Nava. Peccato per la sconfitta. Ma d'altronde col Manchester fuori casa è impossibile vincere, c'è poco da fare. Ciao Steger. Murphy. Il piccolo Murphy. Notte a tutti. Ciao ragazzi, veramente peccato per questa sconfitta, ma ci sta, dai, ci sta a perdere con lo United, ci sta. Ora Bamba, fio, il Bamba. Me lo godo il Bamba. Buono, fio, a posto, tutto rego. Abbiamo perso purtroppo, era normale. Comunque abbiamo ancora una media voto 7.3, fio, cioè, insomma. Ciao Johnny 10. Ciao Francesco, ciao Sergio, ciao Mirko, ciao Pippo, ciao Buenos Aires, ciao Angelo, ciao Cintio. Salviamo. Anche su qua, anche qua. Salva, perfetto. Che ne pensi di Pink Floyd, Mayweather? Seguo poco adesso la box, la seguivo più una volta. Ragazzi, un saluto a tutti, grazie veramente di cuore, buonanotte, dormite bene, se siete in compagnia di una bella ragazza molto meglio. E niente, un saluto del comandone veneziano, queste live spaccano a bestia. E sto Leeds comunque va bene, siamo 12esimi ma a 6 punti dalla prima, siamo tutti là
Se giochiamo bene e non ci mangiamo i gol, possiamo veramente arrivare almeno secondi. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Notte a tutti. Ciao Fioi! Cosa vuol dire Buenos Aires questa cosa? Non la so, Shrek e Vita non la capisco, sinceramente. Grazie per la buona registrazione. No, questa devo sapere. Cosa vuol dire Buenos Aires questa? Cosa vuol dire Buenos Aires? Lo vogliamo sapere tutti adesso. Che cazzo vuol dire? LOL. Cosa vuol dire? Non mi hai capito cosa cazzo vuol dire. Al-Akbar. Oddio. È un video. E cosa vuol dire? E che video è? Ti piace NBA? Sì. Guardi il porco. Ciao Loris. Raga, un saluto a tutti. Vado che sono stanchino. Ciao Fioi. Notte. Alle ragazzetti piace il manubrio. Dei cumendiani però. Non solo del cume.